Segnato a lottare non solo contro le situazioni di miseria, di povertà e di occupazione, ma anche contro le culture che creano nuova miseria e di emarginazione. Se lo conceda colui che si è fatto carico di ogni ingiustizia e peccato, Gesù Cristo nostro Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora levate il moderato, noi volge a Dio. Ma che si già mette la domanda. abbondare gratis. Riconosceva a parte fraterna il discorso. Antonio, figlio del poveretto di Ercole, che detta pace ne aveva fatto un saluto. Il Signore ne dia pace, operò continuamente per la pace. Pace all'interno delle coscienze, prima di tutto. Pace nella famiglia. Pace tra famiglie in lotta. Pace tra le città. Scrive Sant'Antonio: in questo mondo c'è vanità e falsità, calunnie e discorsi contro i poveri, per cui versano lacrime e lutte, e non c'è nessuno che li sopporti. Fratelli carissimi, preghiamo il Signore Gesù Cristo di entrare nelle nostre case
scacciarvi da tentazione, di ridonarci fede e pace, di farci mangiare il pane della sua volontà, di perdonare i peccati e di rendersi di perseverare fino alla fine. Pensa il dono della pace, Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Per i paesi che soffrono a causa della guerra. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Per i cristiani perseguitati a causa della fede. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Per ogni uomo oppresso dalle ideologie politiche. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché sia rispettato il diritto alla vita e difesa la dignità di ogni uomo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché le nostre famiglie siano luoghi di comunione e di perdono spendevole. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché ognuno di noi si impegni a essere un uomo di pace ovunque si trova. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, che predicasti la pace e fosti promotore attivo della pace, intercedi per la pace nel nostro mondo. Sono caduti i muri del totalitarismo, ma si sono sprigionati ovunque modi popolari di guerra, con il loro bagaglio di sofferenza, di sangue e di morte. Ottienici di non rimanere indifferenti di fronte a tante tragedie e di operare attivamente perché ogni controversia, piccola o grande, sia appianata con il dialogo e la comprensione. Ce lo consenta colui che è risorto a conservarci loro della sua pace, Gesù Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora le panne suoneranno odi di acqua.
Una volta conosciuta la grazia i suoi confratelli lo incaricavano del ministero della predica di Gesù. Annunciava il Vangelo con competenza dottrinale e livello missionario, ma soprattutto era lui stesso il primo a farlo. Ammirato della sua grande conoscenza della scrittura, il Papa Gregorio IX, che l'aveva ascoltato ha definito Antonio arca della luce, cioè arca della parola di Dio, che Dio ha voluto onorare nel suo tempo, che tanto si era prodigato per l'annuncio della parola, facendole ritrovare incorrotta interessati dalla morte. Ascoltare volentieri le parole di Dio e sentire le notizie della parte del Gesù, come uno che volentieri ascolta quando ti viene comunicato a proposito della parte del Gesù. Invochiamo l'intercessione di Sant'Antonio, dicendogli: Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché il Papa, i sacerdoti, siano sacerdoti fedeli e appassionati della Sant'Antonio. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché il messaggero di Sant'Antonio continui ad essere la voce delle nazioni, diffondendo i valori della fede e della verità. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. La parola di Dio è la pura presenza della nostra vita. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché il Vangelo di Cristo sia luce del nostro cammino. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché le nostre viventi vita siano poderose e accelte. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché parliamo cogliere e vivere la parola di Dio e Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Che sei sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi le nostre offese, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
È celebre il miracolo raccontato nella vita di Sant'Antonio, del strumento che ci inginocchia ad adorare l'Eucaristia. Gli eretici spiriti, fatto sarebbe avvenuto in quella città, che negavano la presenza reale di Gesù nel pane eucaristico, lanciarono a Sant'Antonio una singolare sfida. Noi crederemo che un nostro lasciato tutto per Gesù, pongo davanti a quello che tu speri di essere il corpo di Cristo e davanti a un stesso piano ti aspetterà ad adorare il tuo Dio trascurando il cielo, e fu proprio quello che accade. Scrive Sant'Antonio: Cristo ha lasciato per noi tutti la sua presenza nel sacramento dell'Eucaristia, nell'amore fraterno, nel mistero della Chiesa. Nella Chiesa, come in una nuova bellezza, che significa casa del pane, Gesù ci alimenta del pane del suo corpo, un pane che dà forza per sostenere ogni fatica e che produce un doppio effetto in chi se ne ciba degnamente. Smorza il vigore della tentazione, si accresce l'amorosa pietà, addolcisce le amarezze e alimenta la devozione. Dobbiamo fermamente credere che quello stesso corpo che nasce dalla Vergine, ucciso e risuscitò, è veramente quello che la Chiesa ogni giorno consacra nella Santa Messa e distribuisce ai fedeli. Le nostre invocazioni di impegno. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché crediamo nella presenza viva di Gesù nell'Eucaristia. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché crediamo la Divina solo del Signore. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché accogliamo nella nostra vita il dono dell'Eucaristia. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché crediamo che il Signore Gesù è sempre in mezzo a noi. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché tutta la nostra vita diventi un arricchimento di grazia. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché viviamo sempre in comunione con Dio e con i fratelli. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Sant'Antonio, grande devoto dell'Eucaristia, ottieni a noi tutti la fede viva nel mistero del sacramento eucaristico, che la santa vita diventi il centro del nostro tempo, e li manifestiamo con la santità e il fervore per ascoltare la parola di Dio, per ricevere la corpo del pane eucaristico e per fare l'esperienza di formare un solo corpo con gli altri fratelli, e lo conoscete riconoscete per noi che è fatto pane vivo Gesù Cristo nostro Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
Firma esa firma.